Dopo la parentesi di Coppa Italia, CMB Futsal Team e Audace Verona tornano a disputare una gara di campionato per un confronto che mette in punto, in palio delle situazioni importantissime per quel che riguarda il proseguo di questa stagione regolare che tra qualche settimana volge al termine. Dal Pala Saponara di Salandra un buon pomeriggio da parte di Gianluca Valente. Si ritorna in campo con le vicende legate al campionato esattamente un weekend dopo quello di Mola di Bari e Fasano, dove si sono disputate per la precisione le Coppe Italia femminile di Serie A, B, Under 19 e C. Una competizione per quello che riguarda CMB Futsal Team e Audace Verona che si è fermata ai quarti di finale, vicende che hanno visto le due squadre arrivare con situazioni diverse, soprattutto con avversari diversi. Fatto sta che entrambe hanno salutato al primo giorno il percorso verso la conquista della Coppa e adesso si ritorna protagonista in campionato con un match che mette in palio punti importanti. Dicevamo, da una parte c'è il CMB che vuole consolidare la posizione playoff e magari provare ad agganciare il kick-off, dall'altra c'è un Audace Verona che deve mettersi al sicuro dallo spettro dei play-out. Andiamo a leggere le formazioni a disposizione dei due tecnici. Massimiliano Neri a disposizione di Biase, Vanin Dell'Ernia, Cenedese, Diamantini, Pizzutiello, Bergamotta, Amorim, Casiero, Vieira, Valenzano e Cimarosa. Risponde l'Audace Verona con Verdù, Pomposelli, Putov, Arakawa, Decao, Zandonà, Ficeto, Maretti, De Angelis, Zardini, Biasiolo e Morosini. In panchina il tecnico Andrea Rossi. Dirigono il match i signori Tommaso Vallecaro della sezione di Salerno e Amedeo Calamita della sezione di Bari, mentre il crono è il signor Antonio Dan Campanella della sezione di Venosa. Tra poco si comincia, andiamo a dare uno sguardo a quelli che sono i quintetti iniziali di questo match, con l'Audace Verona che si presenta con Marta Verdù tra i pali con la maglia numero 1, con il 2 c'è Arianna Pomposelli, con il 3 c'è Luana Putov, con il 9 c'è Nakano Arakawa e con il 21 Greta Maretti. Gara iniziata proprio in questo istante. Vediamo come risponde la compagine lucana con Angelica Di Biase tra i pali con la maglia numero 1, poi con il 2 c'è Deborah Vanin, con l'8 Carolina Cenedese, con il numero 14 c'è Marisa Amorim e con il numero 20 c'è Luana Vieira. CMB che deve fare a meno dell'infortunata Roxy Ion. Lungodegente, la rumena. Saltato anche la parentesi relativa alla gara di Coppa Italia. Tentativo di Putov, pallone che era in movimento proprio nel momento in cui stava per calciare, quindi rimessa che passa tra i piedi delle calcettiste guidate da Massimiliano Neri. Dicevamo, giungono a questo appuntamento con la sesta posizione in classifica, 33 punti su 21 gare giocate, 9 vittorie, 6 pareggi e 6 sconfitte. Il turno precedente CMB che pareggiato a Foligno.
Vanin tra le linee, gioca, scambia con Amorim. Cenedese, ancora lo scarico, fermata da Pomposelli, c'è la copertura da parte di Vanin. Di Biase con i piedi, cerca di servire Cenedese, cade da sola Pomposelli. Nessun problema per il numero 2 dell'Audace Verona. Passato importante per lei, una delle giocatrici con maggiore storia nel campionato italiano, un passato anche con la maglia azzurra per lei. Vanin con l'esterno per Vieira. Amorim, triangolazione che non va a buon fine, può ripartire il quintetto veneto con Puthoff, però fermata ancora una volta nella tre quarti campo del CMB Futsal Team. Cenedese tiene in campo il pallone, si danno un'occhiata Vallecaro e il crono Campanella come per dire pallone dentro, poi la sbaglia adesso Vieira con la trasmissione in orizzontale che Amorim non riesce a tenere in campo. Dicevamo 1-1 in casa dell'Atletico Foligno, con tante defezioni in casa lucana, in primis l'assenza di Deborah Vanin, impegnata in quella settimana in Coppa America, vinta poi dal suo Brasile, mentre Verona che nell'ultimo match giocato prima della Coppa ovviamente ha perso 4-2 in casa contro il Pescara femminile. Verona che lontano da casa ha vinto 2 gare, pareggiate 3, perse 5. Pomposelli non riesce a servire Arakawa, pallone che termina in fallo laterale. Vanin per il tentativo di lancio da parte di Amorim verso Vieira, anticipato dall'uscita di Verdù. Prova a distendersi Maretti, il diagonale, e c'è la deviazione in calcio d'angolo di Biase. Corner per le Venete, oggi in completo rosso con risvolti bianchi. Pomposelli alla battuta, palla a cercare Puthoff, pallone a mezza altezza, potente, davvero difficile per il capitano dell'Audace arrivare su questo pallone. C'è stata comunque una deviazione e quindi rimane in possesso palla il quintetto ospite. Arakawa per Maretti, prova a superare Amorim, sbaglia il controllo Pomposelli, rimessa CMB. Cenedese, pressata da Puthoff, in diagonale Vanin, Amorim, Vieira in profondità per Deborah Vanin che non riesce a tenere in campo il pallone. Si tratta di rimessa laterale, non da fondo campo come segnala Vallecaro. Sbaglia tutto il quintetto guidato da Andrea Rossi. Di Biase con le mani per Vanin, in orizzontale per Vieira, cerca in banda opposta Amorim, pallone impossibile da raggiungere per la numero 20 del CMB. Si produce in una incursione offensiva Puthoff, ma Pomposelli preferisce giostrare il pallone in orizzontale. Interrompe adesso Cenedese il possibile lancio proprio verso Puthoff, palla per Vieira, ancora Cenedese all'indietro, vediamo se viene servito oppure no. Si va da Vanin. Amorim, vistosa fasciatura ad un ginocchio per lei, sembrava praticamente finita la stagione e poi invece Amorim ha tenuto duro per cercare di dare il proprio contributo. Vanin al primo tentativo, Deborah Vanin sblocca il risultato, CMB avanti 1-0.
3 minuti 57 secondi. Si sblocca il risultato al Pala Saponara di Salandra. Non poteva che essere Deborah Vanin a realizzare il gol del vantaggio. Cenedese prova a superare l'avversaria, ci riesce Cenedese, torna Maretti sui suoi passi. Cenedese poi si lamenta per una trattenuta, ma al tempo stesso si è trascinato il pallone oltre il rettangolo di gioco. 21esimo centro stagionale per Deborah Vanin, che però in questa squadra è arrivata nel mercato di gennaio e quindi potete ben capire cosa significa avere Vanin in squadra. Arakawa, palla verso Pomposelli, si gira in diagonale, respinto il tentativo da Di Biase. Ancora Pomposelli alla battuta. Si propone Putov, eccola a scambiare con Pomposelli che poi strozza il tiro. Nessun problema per Angelica Di Biase, idolo di casa qui a Salandra, lei nativa proprio di questa zona. Vanin, Cenedese, triangolazione che va a buon fine, ancora Vanin, l'imbucata e arriva il raddoppio da parte di Marisa Amorim per il 2-0 CMB Futsal. 5 minuti e 4 secondi sul cronometro, allunga il passo il CMB con la rete di Amorim. Settima rete stagionale per lei, ma soprattutto 2-0 CMB in un avvio di gara che non era stato di quelli a sprombattuto da una parte e dall'altra, ma che con capacità di gestione la squadra di Massimiliano Neri ha subito indirizzato dalla propria parte, prima con la rete di Vanin e poi con il gol di Amorim. Pomposelli in avanti, Di Biase recupera il pallone, prova a servire Cenedese, vince un contrasto Cenedese prova a dribblare Verdù, e poi l'uscita è efficace. Calcio d'angolo per il CMB, lo batte lo stesso Carolina Cenedese, pallone svirgolato da Vieira se non ho visto male. C'è stata però una deviazione e quindi nuovo corner per le padrone di casa. Sempre Cenedese alla battuta. Arriva Vanin con l'interno, palla che rimane dalle parti della nea entrata Valenzano. Tentativo ribattuto. Vanin sul secondo palo. Cenedese anticipato in calcio d'angolo dalla chiusura di Putov. Pressione Pomposelli, proteste da parte delle Lucane per un possibile tocco di braccio, tutto regolare secondo il direttore di gara. Chiude bene Valenzano che poi prova a mettersi in proprio, stoppata da De Angelis. Stessa cosa vale per Pomposelli da Vanin. Audace Verona che ovviamente deve, per l'inerzia del risultato, provare la reazione ed evitare di prestare il fianco alle iniziative degli avversari, mentre adesso c'è il palo esterno da parte di Putov, comunque controllato senza alcun tipo di problema da Angelica Di Biase. Pronta a fare il suo ingresso in campo Gaia Dell'Ernia per il CMB. Putov morde le caviglie di Valenzano, Vanin in avanti, prova la deviazione volante Vieira, pallone che termina a fondo campo. In rampa di lancio anche Elena De Cao che parla con Mister Rossi. De Angelis, Biasiolo, Putov anticipata da Valenzano, Vanin, Vieira, arriva in ritardo Valenzano sul secondo palo.
Fuori Pomposelli, dentro De Cao per l'Audace Verona, mentre si scalda ancora Dell'Ernia. De Angelis alla battuta, Putov prova ad allontanare il pallone, c'è la deviazione di Valenzano, avanza di qualche metro la rimessa laterale da parte delle Venete. De Cao tocca il primo pallone della sua partita, l'indietro per Verdù. Vieira anticipa De Angelis, ma non riesce a controllare il pallone. E allora Audace Verona che riparte da De Cao, da banda destra, si propone Biasiolo, non si intendono le due, pallone troppo arretrato, c'è stata comunque una deviazione. Calcio d'angolo, Valenzano protesta con l'arbitro, Putov aveva sapientemente lasciato scorrere il pallone in calcio d'angolo, visto che era una situazione complicata per lei gestire una possibile imbucata. Putov si propone, gira di prima intenzione del secondo palo esterno della gara che coglie. Vanin, Vieira, Dell'Ernia, subito in avanti verso Manin, mette giù il pallone, arriva immediatamente su di lei Benedetta De Angelis. Vanin per Valenzano, copre bene Putov e Verdù può recuperare il pallone per innescare nuovamente una nuova azione potenziale dell'Audace Verona che si spegne sul nascere. Biasiolo non arriva sul lancio, comunque troppo alto da permettere al numero 28 di essere gestito. Vieira una suolata, prova poi in un secondo momento a servire Valenzano. Bella la giocata in uscita pressing, da rivedere lo scarico verso Valeria Valenzano. Putov per De Angelis, Biasiolo, pressione di Dell'Ernia, ma lo scarico verso Putov va a buon fine. Ancora De Angelis, Putov si accentra, De Cao rimane in sovrapposizione e quindi non ha possibilità di scarico sulla destra il capitano dell'Audace Verona. Valenzano anticipa nuovamente De Cao, un po' di confusione nella zona centrale del campo, prova a mettere ordine Vanin che taglia il campo da una banda all'altra. Ancora Vieira, Valenzano contrastata regolarmente, prova a ripartire De Angelis, chiusa da Dell'Ernia, ma il pallone è ancora per il Verona con il tentativo di Biasiolo, chiuso immediatamente da Vanin. Piccola pausa per permettere a Vieira di allacciare la scarpa, tra poco si riprende. Pallone verso Putov che non riesce a deviare a rete il pallone. Di Biase chiama lo schema ancora prima di aver recuperato il pallone. Vieira, Vanin si propone sul secondo palo, Cenedese, sterzata di Vanin. Vieira costretta a tornare all'indietro per gestire questo pallone in orizzontale per Dell'Ernia. Cenedese, Vanin alza in calcio d'angolo il pallone, Marta Verdù. Fuori Vanin, dentro Amorim. Cenedese alla battuta del corner. Dell'Ernia, pallone che li rimbalza sugli stinchi, non riesce a gestirlo. Verdù in avanti per De Cao, al volo, la palla di poco alta. Bello il gesto tecnico di De Cao, un po' la disperata, ma stava per uscire un tocco davvero interessante. Putov recupera palla per l'Audace, Dell'Ernia interrompe il tentativo e poi Cenedese, nel tentativo di liberare, anticipare Pomposelli, regala un calcio d'angolo alle avversarie. Putov, Pomposelli, De Angelis, pressione di Cenedese. Ancora il capitano dall'Audace alla battuta. Palla in mezzo, allontanata dal piattone di Di Biase, si rimane in zona d'attacco per le ragazze di Andrea Rossi. Palla vagante recuperata da Cenedese che prova a mettere ordine alle giocate del CMB.
Amorim, sterzata, apre per Vieira. Poi lo scarico per Amorim che non è andata in sovrapposizione. Provato a giocare a memoria Vieira. Non è andata bene la situazione di Cao. Lascia sul posto dell'Ernia. Il tentativo in diagonale in due tempi di Biase. Scontro Vieira-De Cao. Tutto regolare. Si continua a giocare. Cenedese. Con l'esterno per Vieira, capisce tutto Pomposelli, contropiede De Cao, De Cao nell'angolino basso per la rete del 2-1, Audace Verona. Nove minuti 31 secondi sul cronometro, arriva la rete di De Cao per l'Audace Verona. Sfruttato al meglio una ripartenza per accorciare le distanze. Davvero brava De Cao. Fredda, attenzione, bella palla per Bergamotta, allontana il pericolo Verdù. Nono gol in stagione per Elena De Cao. Uscita alta da parte di Di Biase che poteva incutere timore a De Cao. Fredda, mette il pallone nell'angolino basso alla destra di Angelica Di Biase. Ancora Putov non riesce a controllare il pallone. Con il passare dei minuti sta prendendo coraggio la squadra ospite, incitata da mister Rossi, che chiede alle sue ragazze di rimanere alte. Dell'Ernia in avanti, Cenedese anticipata da Putov. Pomposelli, c'è la pressione di Bergamotta, il diagonale, palla di pochissimo al lato. Siamo entrati nella seconda parte di questo primo tempo qui al Pala Saponara di Salandra. 2-1 tra CMB e Audace Verona in questo match valevole per la 23esima giornata del campionato di Serie A. Putov, uscita con i tempi giusti da parte di Di Biase, sbaglia tutto Cenedese, ancora De Angelis, chiusa da Amorim. Sta rischiando tantissimo il CMB. Torna in campo Arakawa in luogo di Putov per l'Audace Verona. Di Biase in avanti, Cenedese non riesce a gestire il pallone. De Angelis, Arakawa, Pomposelli, ancora per De Cao. Pomposelli, tocco morbido, fermata solo per un istante da Dell'Ernia, poi perde il contrasto con Cenedese. Scarico per Dell'Ernia, sul secondo palo per Amorim, pallone troppo arretrato per il numero 14 del CMB. Potenziale azione offensiva che si perde per le ragazze di mister Massimiliano Neri. Di Angelis, scucchiaia verso De Cao, presa facile per Di Biase che ha già scaricato il pallone alle sue compagne di movimento. Dell'Ernia in avanti verso Bergamotta, pallone non comodo, vince un contrasto Pomposelli, chiusa proprio dal piattone di Dell'Ernia. Arakawa, De Angelis, De Cao, intercettato il pallone da Cenedese, torna su di lei De Cao. Verdù, Pomposelli, stoppa il pallone benissimo, c'è la pressione di Amorim, gira palla De Cao, apertura per Arakawa, ancora deviazione di Dell'Ernia, ritmi che si sono alzati e partita apertissima. Torna in campo Vanin al posto di Dell'Ernia, così come Putov per Arakawa. Si tratta di rimessa laterale, non di calcio d'angolo. Giusta la segnalazione da parte del direttore di gara. De Cao dalla distanza centra in pieno Cenedese che si lamenta con il direttore di gara per una presunta spinta. Infrazione di 4 secondi. Putov allontana il pallone. Sta rischiando il cartellino giallo. Vediamo il direttore di gara cosa gli dice. Rimprovero da parte di La Calamita nei confronti di Capitan Putov. Vanin, Bergamotta, Vanin,
squadra schiacciata, quindi non può lanciare in avanti Vanin. Trovata le linee Cenedese, non ha sulla destra un compagno, arrivata in ritardo Vieira, anzi si trattava di Amorim. Bergamotta, Vanin, Cenedese anticipata da Pomposelli, De Angelis sulla destra, servita, l'uscita bassa da parte di Di Biase, allontana il pericolo il CMB, ma il possesso è sempre dell'Audace con Decao. Pallone intercettato da Bergamotta, con l'esterno cerca il Cenedese, tanti errori in fase di impostazione, il diagonale di Puthoff termina a fondo campo. C'è stata deviazione di Amorim secondo il direttore di gara. Calcio d'angolo Audace Verona, 7:28 dall'intervallo. Pomposelli anticipata da Amorim, il possesso rimane in favore degli ospiti. Biasiolo recupera il pallone ma lascia l'incarico a Puthoff. Pomposelli prova il sombrero su Bergamotta, cade Pomposelli ma tutto regolare, e allora Amorim apre per Cenedese. Vanin intercetta Puthoff, recupera De Angelis, è un 3 contro 2, bravissima Cenedese a fermare il possibile contropiede dell'Audace, rimedia anche un calcio di punizione per quella che è la prima infrazione della gara al minuto numero 12:54. Gara dagli ottimi ritmi, soprattutto giocata in maniera corretta da ambo le squadre sino ad ora. Si allunga la maglia di Cenedese, poi Vanin prova pallone a fondo campo. Fuori Pomposelli, dentro Arakawa per il quintetto ospite. Fallo di Amorim ai danni di De Angelis, conto delle infrazioni che vide immediatamente pareggiato. Maretti dentro, fuori Benedetta De Angelis. Puthoff, Maretti, ancora pallone restituito da Biasiolo, ma c'è il time out chiamato dalla panchina del CMB. Ci fermiamo anche noi. Si torna in campo, indicazioni da parte di mister Neri alle sue ragazze. Seconda parte di primo tempo favorevole all'Audace Verona, seppur sotto di un gol. Ancora Biasiolo recupera palla intercettata però da Amorim, il possibile scarico verso Arakawa. Vanin da terra riesce comunque a gestire il pallone, a guadagnare una rimessa laterale. Amorim, Bergamotta, Cenedese, scontro con Puthoff, irregolare, fallo di Puthoff che va a chiedere scusa a Carolina Cenedese, va anche a sincerarsi delle condizioni della brasiliana in maglia numero 8. Secondo fallo Audace Verona in questo primo tempo. Cenedese che assieme a Bergamotta nel pre-gara è stata
premiata con una maglia celebrativa per entrambe. Oggi il traguardo delle 50 presenze con la maglia del CMB, occasioni anche per festeggiare Deborah Vanin, eletta MVP della scorsa stagione per quel che riguarda la Serie A 2023-2024. Vieira chiusa da Putov, 14° minuto di gioco, sempre 2-1 CMB. Vediamo che la giornata numero 23 è cominciata ieri con la vittoria del Tiki Taka sul Cagliari. Tiki Taka che adesso è terzo a quota 46 punti in solitaria, in attesa ovviamente che giochi il Bitonto. Vanin si gira da terra, Vanin, giocata spettacolare che anticipa Verdù e mette dentro la rete del 3-1. (14 minuti 21 secondi). Deborah Vanin se l'è letteralmente inventato il gol del 3-1. C'erano gli estremi, forse anche per un calcio di punizione, una spinta ricevuta da Arakawa da terra, si è girata in un fazzoletto, beffando anche Verdù in uscita bassa. Tentativo di Maretti, slalomeggia, poi la chiusura di Biase. Partita divertente qui a Salandra. CMB si è riportato sul +2 grazie a Deborah Vanin. 2 gol per lei in questo primo tempo. Cenedese gestisce il pallone, ancora per Vanin, apre sulla banda opposta verso Vieira. Cenedese, Vanin, pallone in qualche modo che arriva dalle parti di Dell'Ernia. Cenedese apre ancora per Vieira sulla banda sinistra, quasi sulla linea del fallo laterale. Adesso rientra, chiusa da Putov. Il possesso è sempre in favore delle padrone di casa. Cenedese non riesce a controllare il pallone Vieira, invece lo fa benissimo Biasolo. Intercettato il suo potenziale passaggio in diagonale da Cenedese. Allora si riparte da Arakawa per l'Audace Verona. Diagonale, pallone che termina addirittura in fallo laterale. Momento di cambi per l'Audace. Fuori Maretti, dentro De Angelis, ma ci sono De Cao e Pomposelli. Ecco entrare il 10, fuori Biasiolo. Cerca di tenere fresche le menti delle sue giocatrici Andrea Rossi. Cade Cenedese, tutto regolare secondo Vallecaro. De Cao, De Angelis, Pomposelli, scarico al limite. De Angelis riesce comunque a chiudere su Vanin, che poi spinge De Angelis e dà un'occhiataccia all'arbitro. Vieira, Dell'Ernia, Vanin si accentra, la segue De Angelis, ancora Vieira, lo scarico per Cenedese dalla distanza. Carolina Cenedese festeggia con un gol le 50 presenze in maglia CMB. (16 minuti 11 secondi sul cronometro). Allunga il parziale il CMB con Carolina Cenedese, per lei 11ª rete in stagione. Sono 3 le calcettiste lucane in doppia cifra. Vanin, Cenedese, in mezzo c'è Schneider, che purtroppo ha terminato con largo anticipo il campionato, vista
la rottura del legamento crociato. Ha messo a segno la bellezza di 12 gol nella prima parte di stagione, e chissà che CMB sarebbe stato con Vanin e Schneider. Cenedese, Dell'Ernia, Vieira, massimo vantaggio da parte della compagine Luca Vieira. Ottima la chiusura da parte di Verdù, che lancia in avanti verso Pomposelli. Pallone troppo profondo per essere raggiunto da Arianna Pomposelli. Dell'Ernia in avanti per Vieira, pressione di Decao, arriva il raddoppio di De Angelis. Bene Vieira. Vanin, Cenedese, gestisce palla adesso la squadra di neri. Vanin dribbla due avversarie, poi prova a servire Dell'Ernia, capisce tutto Puttoff, arriva in supporto Cenedese. Ecco la servita da Vanin, sterzata in due tempi. Verdù recupera il pallone, lancio verso Decao, capisce tutto però Vieira, che parte di gran carriera, slalomeggia ancora il tentativo di Vieira, vola in calcio d'angolo Verdù. Fuori Vieira, dentro con la maglia numero 9 c'è spazio per Diletta Diamantini. (2:14 all'intervallo, 4-1 CMB sull'Audace Verona. Cenedese per il piattone di Vanin, deviazione di Diamantini, anzi l'arbitro ravvisa una deviazione di Puttoff, e quindi nuovo corner, questa volta da banda sinistra per le locali. Allontana Puttoff, Di Biase recupera il pallone. Dell'Ernia supera Decao, supera anche De Angelis. Dell'Ernia fa tutto con il destro, poi si trascina il pallone a fondo campo. Verdù per Pomposelli, con la suola mette giù il pallone. Decao lotta con Diamantini, che le sporca il possesso. De Angelis, Pomposelli si accentra, tiro respinto da Cenedese, ancora De Angelis, deviazione di Vanin, torna a farsi vedere in attacco l'Audace Verona con il calcio d'angolo che sta per battere Benedetta De Angelis. Puttoff in spaccata, Di Biase allontana Vanin. Pomposelli, Decao, ancora per Arianna Pomposelli, l'aspetta Cenedese. Decao, De Angelis non riesce a tenere in campo il pallone, quindi rimessa CMB. Vanin, Cenedese, Dell'Ernia, l'ex Nox Molfetta, serve Carolina Cenedese. Vanin, sale timidamente la pressione da parte dell'Audace Verona. 1 minuto alla fine del primo tempo. Dell'Ernia, Diamantini, pressata da Puttoff, che guadagna una rimessa laterale. De Angelis, Decao, Pomposelli, cerchio di centrocampo, ancora Decao, Pomposelli, De Angelis. Bella la palla in diagonale per Puttoff, che strozza il pallone. Vanin in diagonale, taglia il campo, Deborah Vanin si ferma, seguita da Pomposelli, scarico di Cenedese e poi la deviazione di Puttoff sul fendente di Deborah Vanin. Che va ad incaricarsi di battere il calcio d'angolo a 26 secondi e spiccioli. Pallone intercettato da Pomposelli, Decao prova a ripartire, supera anche Dell'Ernia e poi il pallone termina alto sopra la traversa. Bella la sgroppata da parte di Decao.
Vanin, Cenedese in diagonale a cercare Vanin. Vanin debito d'ossigeno, guarda per terra, sta aspettando con ansia la fine del primo tempo, mancano appena 8 secondi, ci prova ancora questo rush finale De Angelis, anche se non con troppa convinzione. Putto sul pallone, palla per Pomposelli, svirgolato il pallone ma non c'è più tempo, si va negli spogliatoi col CMB avanti 4-1 sull'Audace Verona. A risentirci per i secondi 20 minuti effettivi del match.
nuovamente collegati con il Palla Saponara di Salandra per seguire insieme il secondo tempo di CMB Futsal Team Audace Verona, gara valevole per la 23esima giornata del campionato di Serie A femminile. Si riparte dal 4-1 in favore delle padrone di casa, maturate grazie ai gol messi a segno da Vanin doppietta, Amorim e Cenedese, inframmezzato dal gol del momentaneo 2-1 a firma Decao. Primo tempo gradevole, con i ritmi che con il passare dei minuti si sono alzati a beneficio dello spettacolo. Una cornice di pubblico davvero importante qui nel Pallasport di Salandra. Questo anticipo al sabato come consuetudine per le gare interne del CMB Futsal Team. Un anticipo c'è già stato di campionato, quello che ha visto il tiki-taka imporsi 2-1 sul Cagliari. Seguiamo questa ripartenza di Cenedese. Cenedese, palla per Vieira, si sblocca subito il risultato nella ripresa con Vieira che mette dentro la rete del 5-1 dopo 35 secondi. Settima rete in stagione per Vieira, che ha avuto il merito di recuperare questo pallone e poi di scambiare con Cenedese. Assist per la numero 8 con Vieira, che comodamente ha insaccato alle spalle di Verdù. Meglio non poteva partire questo secondo tempo per le padrone di casa, che allungano sul massimo vantaggio. C'è un fallo di Amorim ai danni di Biasiolo, credo. Calcio di punizione in favore dell'Audace Verona per quello che è ovviamente il primo fallo commesso in questa ripresa dopo appena 52 secondi dall'inizio del secondo tempo. Put-off sul punto di battuta. Dicevamo, massimo vantaggio in questo momento per le lucane in due tempi. Di Biase recupera il pallone calciato da Put-off. Diamo anche un'occhiata a quelli che sono i quintetti di questo avvio di ripresa. Di Biase, Cenedese, Vanin, Amorim e Vieira per il CMB, Verdù, De Angelis, Put-off, Biasiolo e Pomposelli per l'Audace Verona. Programma di giornata, la numero 23, che oltre a Tiki-taka Cagliari già giocata, è quella tra CMB e Audace Verona che vi stiamo raccontando. Propone Royal Lamezia Bitonto, kick-off Lazio, Casa Falconara Atletico Foligno. C'è bella palla per Decao che supera Di Biase e poi allontana il pericolo Amorim. E c'è poi ovviamente VIP femminile Molfetta. Put-off per De Angelis. C'è già una novità in casa Audace Verona. Dopo un minuto e mezzo della ripresa c'è già Put-off power play con Andrea Rossi, il tecnico dell'Audace, che prova a schiacciare le avversarie e a far cominciare la possibile rimonta. Di Biase, pallone sporcato dal tentativo di Pomposelli che chiedeva un calcio di punizione. Pomposelli va a chiarirsi con Di Biase. Mima ancora Arianna Pomposelli quello che è stato il tentativo di stoppare il tentativo di Angelica Di Biase. Rimessa laterale in favore del CMB con Verdù che è tornata in campo. Vanin, troppo profondo, possibile per Cenedese recuperare questo pallone. Verdù non lascia lo spazio a Put-off e quindi si gioca con Decao. Bella giocata dalla sinistra in due tempi, brava Di Biase, ha già innescato Amorim, si propone Vieira, c'è anche Cenedese, ecco la servita, Cenedese sterzata, ancora Cenedese in mezzo.
Amorim fermata da Decao, Pomposelli sterzata sulla pressione di Carolina Cenedese, che si rammarica per l'azione non concretizzata in gol. Scambio Verdù-Putov un po' troppo macchinoso, ma comunque arriva. De Angelis, Pomposelli, ancora per De Angelis, Pomposelli dalla distanza prova un tocco morbido, c'è la deviazione di Di Biase, calcio d'angolo per l'Audace. 3 minuti 2 secondi trascorsi in questo secondo tempo. Sbaglia tutto Decao, torna Verdù tra i pali. Amorim prova a superare Decao, non ci riesce, pallone smorzato. Verdù, Pomposelli anticipata da Vanin, finta di Vanin, pallone deviato in calcio d'angolo da De Angelis. Amorim alla battuta, palla in mezzo, recupera il pallone Deborah Vanin. Di Biase a cercare Vieira, capisce tutto Decao, proteste per un presunto tocco di braccio, arbitri che lasciano proseguire. È partita Vanin centralmente, lo scarico verso Amorim, intercettato da Pomposelli. Maretti, puntata ad una mano di Biase, grande intervento di Angelica Di Biase. Maretti, girata di prima intenzione di Maretti, gol splendido, quello che vale il 5-2. Tre minuti e 49 secondi sul cronometro. Arriva la settima rete di questa gara a firma Greta Maretti. Attenzione, Biasolo recupera palla e poi De Angelis fallisce la terza rete dell'Audace. Problemi per Amorim, che ha rischiato davvero grosso. Ci crede giustamente Rossi. Opera due cambi, fuori Biasolo e Verdù, dentro Putov con la maglia da portiere di movimento e Maretti. Situazione che ha portato al bel gol da parte di Maretti. Per lei seconda rete in stagione, in campionato. Eccola Maretti. De Angelis, Putov, tiro respinto da Di Biase che ha già servito Cenedese. Si alza il pallone, calcia poi. Pallone che tocca il tetto del palasport di Salandra. Il rimbrotto di Mister Neri a Carolina Cenedese. Di Angelis e Pomposelli non si intendono. Attenzione che la porta è sguarnita e ne approfitta Deborah Vanin, mettendo a segno la terza rete personale di giornata, quella che vale il 6-2. 4 minuti 35 secondi, arriva una nuova rete qui al Palasport di Salandra con Vanin astuta, attentissima a vedere che cosa accadeva nello scambio tra Putov e Verdù. La palla ce l'aveva tra i piedi, la porta era sguarnita e ha messo dentro la rete numero 6 del CMB. La 23esima in stagione per lei. Soprattutto il 6-2 per le lucane che non si fermano. Cenedese, Vanin, quinto minuto scoccato in questo momento. Dell'Ernia, Cenedese, tunnel a Pomposelli, ancora Gaia Dell'Ernia, Vanin, Cenedese. Possesso palla che ovviamente impedisce all'Audace di poter operare il cambio con il power play che avviene in questo preciso momento.
e quindi CMB che difende negli ultimi 10 metri con un 2-2 in questo momento, e Tupov con il tentativo di put-off dalla distanza che Di Biase devia in calcio d'angolo. Pomposelli, put-off, De Angelis, ancora per put-off, non dei migliori il pallone che è tornato dalle sue parti. Si arrabbia Capitan Luana Putov, costretta nuovamente ad abbandonare il campo. Il possesso è in favore degli avversari. Vanin, Cenedese, altro errore in fase di impostazione, chiede scusa dell'ernia. De Cao, intercetto momentaneo di Cenedese, possesso sempre in favore della compagine veronese. Arakawa, Putov, Pomposelli, ancora Arakawa, pressata da Vanin, al limite dell'ostruzione l'intervento, poi dell'ernia anticipa De Cao. Arbitro prima segnala un'infrazione contro Putov, poi si rende conto che il possesso era stato annullato dal tocco di Deborah Vanin, chiede scusa Tommaso Vallecaro. E quindi palla potenzialmente contesa, ma in realtà che rimane in possesso dell'Audace Verona, che restituisce il pallone al CMB. Fatto un po' di ordine, bravo anche il direttore di gara ad aver ammesso il suo errore. Gioco già ripreso. Putov, apertura per Arakawa, Di Angelis parla in mezzo, De Cao non riesce a girare il pallone, si trattava di Maretti, la deviazione al volo. Di Biasi in avanti per Vanin, controlla con l'esterno, all'indietro per Cenedese. Vanin si propone dell'ernia in avanti, ecco la servita da Carolina Cenedese. Pallone perso dalla Pugliese, sbaglia anche Verdù con questo lancio in avanti. Vanin pronta a rimettere in gioco il pallone per il CMB. Di Biase, Vanin si fa incontro Cenedese, pallone impossibile da gestire da parte della numero 8 ex Bitonto. Audace che riparte dalle retrovie con De Cao, mentre Putov con la maglia quinta di movimento aspetta il pallone sul cerchio di centrocampo, perde palla in favore di Vanin, è partita Vanin, Deborah Vanin, quaterna per il Bomber in maglia numero 2, 7-2 CMB. Quaterna per Deborah Vanin, il parziale si allunga nuovamente. Andrea Rossi cambia idea, attenzione Viera che ha recuperato il pallone, sbaglia però con lo scarico verso Cenedese. Pomposelli verso Arakawa che non controlla bene il pallone, l'ultimo tocco il suo, rimessa laterale CMB. Dicevamo Rossi che rinuncia a Putov, quinta di movimento, ha reindossato la maglia rossa il capitano dell'Audace Verona. Cenedese, Vanin, Vieira, Vanin, Cenedese, Vieira servita in profondità, sbaglia il controllo. Pomposelli rimane in zona di banda a sinistra per poi accentrarsi, chiusa da Dell'Ernia.
Biasiolo, Maretti, ancora per Caterina Biasiolo, Pomposelli, Biasiolo, aspetta Cenedese, De Cao in zona centrale, supera l'avversaria, De Cao e poi Maretti per il secondo tentativo che vale il 7-3 e la doppietta personale per lei. Festival del Gol al Palasport di Salandra. Siamo alla 10ª rete di questa partita. Mancano ancora 11 minuti e 26 secondi da giocare. Abbiamo l'impressione che non sia finita qui. Maretti, tra l'altro, autrice di una doppietta. Lei che sino ad ora, attenzione, palla che vaga nell'area di rigore, respinta da Di Biase, recuperata da Lernernia, riparte il CMB, Vieira, l'imbucata smorzata, Dell'Ernia, respinge Verdù, Dell'Ernia, palla fuori. Calcio d'angolo per il CMB, dicevamo, Maretti che sino ad ora in stagione aveva realizzato un solo gol, oggi doppietta per lei. Bergamotta la battuta, tentativo di prima intenzione di Cenedese, palla che incoccia il palo. Maretti, Pomposelli, tra le linee per Putov, lo scarico per Pomposelli che poi sbaglia tutto. Bella azione dell'Audace Verona tranne la conclusione. Di Biase con le mani in avanti per Cenedese, sbaglia il controllo Vieira, indicazioni di Neri. Maretti lascia sul posto l'avversaria, Maretti apre troppo il piattone, altra azione fallita dall'Audace Verona. Vieira, Dell'Ernia, Bergamotta in avanti per Vieira, bella l'uscita pressing, altrettanto quella di Verdù. Putov, Pomposelli dalla distanza, pallone di poco alto, non c'è stata deviazione e quindi rimessa da fondo campo in favore delle Lucane. Si ritornerà in campo il prossimo 26 di aprile con il CMB che si recherà in casa del Pescara, mentre l'Audace Verona ospiterà l'attuale capolista, almeno alla vigilia di questa giornata, per dire lo Casa Falconara. Vediamo che il resto delle gare si giocheranno domani, mentre Tiki Taka Cagliari è già in archivio con la vittoria delle abruzzesi per 2-1 sulle isolane. Triangolazione Cenedese Dell'Ernia che non si chiude. Putov, Maretti si accentra, prova il tentativo dalla distanza, ancora in spaccata Di Biase, allunga Bergamotta in fallo laterale, ancora Pomposelli e ancora Di Biase, chiamata agli straordinari oggi. Chiama lo schema Putov. Biasiolo mette giù un pallone non semplice, ancora Putov con il petto di Biase. Vanin, Amorim, Vanin, Bergamotta con l'esterno, pallone direttamente fuori. Maretti per Biasiolo, Maretti, Biasiolo, la 28 per Putov, lo scarico, ancora Biasiolo, centro in pieno Bergamotta, pallone che rimane lì. Vanin raddoppiata, allora c'è spazio per Dell'Ernia che apre verso Amorim, sale palla al piede alla 14, chiusa da Putov, sarà calcio d'angolo per il CMB.
Amorim alla battuta. Palla in mezzo per l'esterno di Vanin, intercettato da Pomposelli. Vediamo di chi è l'ultimo tocco, di Deborah Vanin. Maretti per Pomposelli, lascia sul posto dell'Ernia e poi in due tempi Di Biase. Amorim per Vanin che in un fazzoletto prova a tenere il pallone, lo recupera Pomposelli. Ancora deviazione di Di Biase ma non è finita. Maretti per Putov, si scontra con Bergamotta. Arbitro fischia per un fallo laterale, non calcio di punizione in favore di Putov, come a qualcuno in campo era sembrato. Biasiolo, pallone recuperato da Vanin, c'è spazio per Amorim in banda sinistra, adesso si accentra, prova a servire Vanin ma c'era comunque in opposizione Pomposelli, non era una situazione semplicissima da gestire. Dell'Ernia, Vanin, Amorim, si propone Dell'Ernia, pallone intercettato da Pomposelli in due tempi. Biasiolo ancora in avanti, attenzione che c'è spazio con il tacco Pomposelli per Maretti, palla sul secondo palo, buona l'uscita in anticipo di Di Biase che serve Bergamotta con l'esterno per il tentativo morbido da parte di Amorim, il pallone va fuori. Time out chiamato dalla panchina dell'Audace Verona. Sette minuti e 41 secondi ci separano dalla fine del match. Si riparte dopo il time out chiamato da Andrea Rossi, tecnico dell'Audace Verona. Siamo sul 7-3 in favore del CMB Futsal Team. Ripresa che non ha tradito le aspettative rispetto a un ottimo primo tempo, scoppiettante anche la seconda frazione di gioco. Le due squadre se la stanno giocando a viso aperto, a costo anche di concedere qualche sbavatura in fase di impostazione dal punto di vista tecnico. Biasiolo guadagna un calcio d'angolo. Pomposelli dalla distanza, c'è la deviazione da parte di Valerio Valenzano, rimane in zona d'attacco l'Audace. Maretti ancora per Putov, seguita da Valenzano, Pomposelli, poi Maretti lotta con Dell'Ernia, arbitro assegna una rimessa laterale al CMB. Valenzano, spinta da Putov, calcio di punizione in favore delle Lucane. Primo fallo della ripresa per quel che riguarda l'Audace Verona, conto delle infrazioni che segna uno pari. Vanin, Dell'Ernia alza questo pallone verso Valenzano che in qualche modo prova a tenerlo vivo, arriva Maretti a recuperare il possesso per l'Audace, scambia con Pomposelli, perde palla in favore di Amorim, prova l'imbucata, chiusa da Pomposelli, ancora Amorim in spaccata, brava Verdù. Maretti prova con una finta ad eludere Vanin, ma il pallone però si allunga dalle parti di Di Biasi, brava Biasolo ad anticipare Dell'Ernia, ancora Biasolo, chiusa da Vanin che esulta nella copertura. Putov, Pomposelli, fermata da Amorim.
Maretti, pallone che termina di molto lontano dallo specchio della porta difesa da Angelica Di Biase. Rimane in pressione alta la compagine ospite. Valenzano tiene in campo il pallone, scucchiaiata impossibile da raggiungere per Vanin. Verdù per Biasiolo, alza la testa il 28, cerca e trova Pomposelli che perde il pallone in favore di Valenzano, se lo allunga anche lei, allora Biasiolo per Pomposelli, tocco di Amorim, pallone lungo l'out di destra, zona d'attacco dell'Audace. Maretti, Putov, Pomposelli, Maretti, attende sulla linea di centrocampo il CMB per cominciare la pressione. Pomposelli, varchi chiusi dalla pressione di Dell'Ernia e allora si va dalle parti di Marta Verdù, lancio in avanti, non ci sono compagne. Amorim, Dell'Ernia in avanti per Valenzano, anticipata da Pomposelli che gestisce questo possesso, raddoppiata, pallone sporcato da Vanin ma che giunge dalle parti di Putov, lo perde in favore di Amorim, in mezzo per Valenzano, in spaccata, brava Verdù che poi si autolancia, apre per Putov, brava Amorim a tornare sui suoi passi, sterzata di Vanin, palla per Amorim, centralmente Amorim, ancora parata per Verdù che poi mette il pallone in calcio d'angolo per essere soccorso. Sembra un problema al polpaccio della gamba sinistra per Marta Verdù, davvero ottima la sua gara sino ad ora. Gioco che si interrompe. Putov ne approfitta per andare a parlare con Mister Rossi, oltre che a rifocillarsi in questo pomeriggio primaverile qui in Basilicata. Per fortuna nulla di grave, si può riprendere a giocare. 4 minuti e mezzo ancora. De Cao lascia sul posto l'avversario, ancora De Cao gonfia la rete per il 7-4 dell'Audace. Doppietta anche per De Cao. Che sale a quota 10 gol in stagione. Attenzione Pomposelli in diagonale, ancora Di Biase. Si porta sul -3 l'Audace Verona. La palla per Valenzano, palla in mezzo, De Cao si rifugia in calcio d'angolo e chissà che Rossi non ci ripensi sul power play, anche se non gestito benissimo francamente. Viera dalla distanza, sterzata ancora Viera, chiusa da Putov, sarà rimessa CMB. Vieira, Cenedese, Vanin, fa tutto da sola Vanin con l'esterno, Pomposelli anticipa Cenedese ma non riesce ad evitare il fallo laterale. Vanin per Vieira, Valenzano, Vieira centralmente, tentativo di De Cao determinante, toccata all'esterno del piede sinistro De Cao, rimessa CMB. Cenedese lascia sul posto De Cao ma non Biasiolo, rimessa sempre in favore della compagine di casa.
Vanin svirgola il pallone, un evento questa gara dove Vanin ha fatto tutto benissimo. Putov sale palla al piede l'Audace Verona, Biasiolo chiusa da Cenedese, poi l'arbitro fischia un calcio di punizione in favore dell'Audace, già battuta De Cao dalla distanza, centra in pieno Vanin, mentre sul tabellone viene segnata la seconda infrazione dalla ripresa da parte del CMB. Siamo ben distanti dall'infrazione. 5 falli, che vale l'esaurimento del bonus. Pomposelli per Putov, palla in mezzo, non la trattiene Di Biase, si lotta nell'area di rigore, De Cao indietro per Pomposelli, prova a superare Cenedese, ancora la pressione efficace dalla numero 8 del CMB. Biasiolo, fallo, tocco di mano da parte di Cenedese sull'iniziativa di Pomposelli, terzo fallo CMB. Putov in profondità per Biasiolo che svirgola il pallone, poi in un secondo tempo prova a calciare, presa sicura per Di Biase. Vanin, Vieira, raddoppiata per De Palo in favore di Putov, c'è la spinta da parte del capitano del Audace Verona. Calcio di punizione CMB, secondo fallo per le Venete in questa ripresa. Vieira per Dell'Ernia, Di Biase centralmente cerca e trova Cenedese, Dell'Ernia ancora centralmente verso Vieira, colta in controtempo. Biasiolo ha spazio per ripartire, Putov ancora all'indietro per De Cao dalla distanza, pallone che termina a fondo campo senza alcun tipo di problema per la retroguardia lucana. Buona comunque la partita da parte di Elena De Cao. Torna in campo Maretti in luogo di Putov, quando ormai praticamente ci separano un paio di minuti dalla fine del match. Vieira sbaglia tutto, Pomposelli traversa, Maretti ci prova ancora, doppia deviazione e poi l'ultimo tocco è di Di Biase, palla in calcio d'angolo e Rossi pare avermi ascoltato, rigetta nella mischia Putov. Power play, Pomposelli, Putov, De Cao, Putov dalla distanza in due tempi. Di Biase prova a calciare verso la porta, pallone che termina fuori. Fischi di paura da parte del pubblico di casa per l'iniziativa con il power play da parte dell'Audace Verona. Pomposelli, Biasiolo, Putov, De Cao ancora per Putov, prova l'imbucata Maretti, c'è la chiusura di Dell'Ernia, ancora 80 secondi da giocare. De Cao, Biasiolo alza la testa, cerca e trova Maretti, ancora De Cao, Biasiolo di prima intenzione, deviazione di Vieira, sarà calcio d'angolo, intravede il traguardo il CMB. Maretti, non c'è deviazione e quindi rimessa per le ragazze di Massimiliano Neri. Vanina anticipata da De Cao, torna in copertura ma favorisce Maretti. Biasiolo, chiusura determinante di Dell'Ernia, Cenedese. Vieira, chiusa da Pomposelli, contro ripartenza. Ancora Pomposelli, serie di finte, lascia sul posto prima Cenedese, poi Dell'Ernia, lo scarico per De Cao, capisce tutto Vieira. C'è il tocco determinante di De Cao. Ancora 38 secondi da giocare. 3 punti sono ormai cosa fatta per la squadra di Massimiliano Neri, che quindi momentaneamente
aggancia il kick off a quota 36 punti. Attesa di capire poi le lombarde cosa faranno domani in casa contro la Lazio. Dell'Ernia, ancora Dell'Ernia, ottima la chiusura di Verdù. Vanin, vediamo se il CMB va in gestione. Cenedese, pressione di Biasiolo, palla in avanti per Vanin, prova l'ultima incursione Deborah Vanin, palla in mezzo, allontana Maretti. Possesso dell'Ernia. Termina la gara in quel di Salandra con la 10ª vittoria stagionale del CMB che supera per 7-4 l'Audace Verona. È tutto qui dal Pala Saponara da parte di Gianluca Valenti, un grazie per averci seguito e un buon proseguimento di giornata a tutti voi.